occhi elettronici e potremmo continuare nella rubrica che abbiamo iniziato di a cosa serve la Smart City. E abbiamo visto delle applicazioni dal punto di vista sociale e sanitario, bellissimo il premio al Ponte della Bontà, lo continuerò a ripetere perché quella è stata proprio un'applicazione che mi è piaciuta tanto. Anche qui c'è un'applicazione importante di quello che può portare la tecnologia in materie di decoro, bellezza e sicurezza. Noi abbiamo l'ambizione di tutti, e quella di un amministratore, è quello di amministrare la città con l'obiettivo di renderla più bella, piacevole da vivere, e abbiamo fatto delle scelte amministrative che appunto sono quelle della perimetrazione di una zona a traffico limitato nel quale vogliamo che il centro storico diventi sempre di più uno scrigno di bellezza, di opportunità, di valore, dove i cittadini si incontrano, hanno cose da fare in modo sicuro e bello, passeggiare in tranquillità insieme ai loro figli o poter utilizzare la bicicletta in modo più sicuro. Abbiamo quindi avvieremo questa campagna di comunicazione che ci porta al 15 marzo, che è la data in cui ci saranno questi occhi elettronici che appunto ci aiuteranno a regolamentare in modo elettronico, a valutare in modo elettronico gli accessi alla nostra città.